Siamo tornati nei nostri studi dal Granata della Cittadella alle Lupe Basket, colore dominante il giallo-nero, una squadra, quella delle Lupe, che domina in classifica in Serie A1, è arrivata alla quarta vittoria consecutiva in altre partite. Ne parliamo stasera con Elena Fietta, giocatrice delle Lupe. Ciao Elena. Ciao, buonasera a tutti. E salutiamo anche, torna a trovarci, Riccardo Andretta, responsabile della comunicazione delle Lupe Basket. Ciao Riccardo. Ciao Gianni, buonasera. Io vado subito da Elena però, perché è arrivata questa quarta vittoria, 78-66 contro Palermo, una gara sulla carta un po' più semplice rispetto alle precedenti, però avete dovuto sudare, soprattutto nella seconda parte. Sì, abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto un primo tempo ottimo anche in attacco, trovando soluzioni con fluidità, grazie anche e soprattutto a Angie che ha fatto un primo tempo veramente spettacolare. E nella seconda metà di gara abbiamo avuto qualche difficoltà, loro sono state bravissime a rientrare con molta più aggressività rispetto all'inizio, cambiando molte difese, e noi abbiamo avuto un attimo un momento di defiance che però poi alla fine abbiamo recuperato. Com'è stato tornare a giocare di fronte comunque al pubblico di San Martino? Sempre un grande seguito per voi, e avete regalato un'altra importante vittoria ai tifosi gialloneri. Sì, i tifosi sono una cosa spettacolare, cioè, basti pensare a Chianciano Terme che all'Opening Day che eravamo forse la squadra più seguita, perché hanno tifato tutta la partita, sono veramente incredibili. È davvero grandi premesse per questa prima parte della stagione. Sara, andiamo a vedere nel dettaglio il quadro di questa quarta giornata di Serie A1. Esattamente, partiamo appunto dai risultati. Abbiamo Torino Costa Masnaga 69-62, Ragusa Sesto San Giovanni 89-58, Fila San Martino Palermo 78-66, Lucca Famila Schio 61-71, Empoli Bologna 77-66, Broni e Venezia 62-77, Vigevano Battipaglia 77-66. Per quanto riguarda la classifica la possiamo vedere assieme e appunto apre la classifica con 8 punti Ragusa e Venezia, Fila San Martino, con 6 punti c'è il Famila Schio, segue Sesto San Giovanni, Lucca, Broni, Vigevano, Empoli con 4 punti, Palermo, Torino, Bologna 2 punti e chiude la classifica con 0 punti Battipaglia e Costa Masnaga. Elena, questi 76 punti di media che vi pongono in alto anche nella classifica per quanto riguarda i punti realizzati, è un po' una sorpresa oppure siete una squadra che puntate anche su questa grande varietà e quantità in zona sotto canestro? Beh, abbiamo una squadra dove tutte possono far male in svariati lati del campo, quindi abbiamo molte tiratrici come Monica, Angie o Egle, Marcella, e Sam che può fare i punti nel pitturato, quindi tutte quante hanno le loro mattonelle un po' da sfruttare, e soprattutto grazie al sistema di gioco di Larry che è ideato sulle nostre caratteristiche, quindi è un ingranaggio, una macchina perfetta, cioè, quasi perfetta, che tende alla perfezione, e dobbiamo essere bravi noi a mettere in campo questo, insomma. Hai citato coach Larry Abignente, ha parlato al termine della sfida assieme al capitano giallonero. Peraltro abbiamo raccolto le interviste al termine del match, andiamo a sentirle. Siamo partite forte e poi abbiamo avuto un piccolo calo, ma è stato importante poi riuscire a ricompattarci e mantenere la forza per finire la partita quando loro si sono fatte sotto. È stata una grande vittoria di squadra, ci stiamo trovando sempre di più e stiamo trovando sempre più alchimia, però adesso testa alla prossima. Una partita dai due volti, ci siamo fatti incartare da una box and one che comunque lasciava tanto spazio. Sono calate le percentuali da fuori, ma probabilmente perché eravamo timorosi, non eravamo sereni, non eravamo tranquilli. Siamo rientrati in spogliatoio in una maniera non positiva e siamo usciti peggio. E questo onestamente, seppur lodevole la vittoria, direi che non è il caso che si ripeta, quindi dobbiamo assolutamente avere più continuità. È chiaro che una squadra che fa 51 punti nel primo tempo magari non ne fa 120, ma sicuramente non rischia di perdere una partita che doveva avere in controllo e che si è lasciata sfuggire per cattive letture contro una difesa che comunque avevano fatto già nel primo tempo e avevamo attaccato benissimo. Qui coach Larry Abignente non soddisfatto, ma Elena, correggimi se sbaglio, aveva già in mente la prossima sfida contro Venezia, dove non si possono commettere magari certi errori o comunque prendersi delle
pause momentanee durante la partita, sarà una sfida di tutt'altro calibro. Sì, sicuramente contro squadre come Venezia bisogna fare la partita perfetta, tra virgolette, quindi un occhio probabilmente a questo derby lo dovevamo avere anche noi come squadra, nel senso lavorare anche da questa settimana per preparare la prossima partita, anche se ogni partita va giocata a sé, diciamo. E contro Venezia appunto sarà una partita tosta, lo sappiamo, però le partite bisogna giocarle, quindi vedremo di lavorare bene in settimana e di prepararla al meglio. Ecco, tu ti prepari adesso a questa sfida contro Venezia, però ricordiamo, tu arrivi, sei cresciuta a Vicenza, poi le esperienze in A2 con il Fanola e adesso in A1 con il San Martino. Questa crescita te l'aspettavi, insomma, è stata anche una scelta, una scommessa quella di approdare in casacca giallonera, e adesso quali sono i tuoi obiettivi da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, anche in questa stagione importante? Beh, io cerco sempre di fare il meglio che posso e questa crescita è data soprattutto dalla fiducia. Per me la fiducia è una cosa fondamentale e sentirla da parte di società, lo staff degli allenatori e la squadra è fondamentale, cioè è importantissimo, perché ogni volta che si va in campo sai che quello che fai lo fai non solo per te stessa ma anche per delle persone che lavorano intorno a te, e quindi è una crescita sì, ma la società dà fiducia in questo e quindi è tutto di guadagnato. Oh, peraltro la tua famiglia è una famiglia nella quale insomma, lo sport si respira quotidianamente, tuo papà insomma ex giocatore di hockey pista, tua sorella gioca in A2 con il Fanola, vi scambiate consigli, impressioni, tu sei la sorella maggiore, insomma magari qualche indicazione in più gliela dai? Sì, mia mamma giocava anche a pallavolo, tra l'altro, quindi esatto, è proprio... mancava un tassello. Tutti a quattro. No, con Ludovica ho un rapporto bellissimo, ci seguiamo sempre, lei mi segue sempre tutte le partite, mi chiede un sacco di consigli, quindi io ben venga a parlare di basket. Mangiamo pane e basket a casa, quindi va benissimo così. Esatto, e date lavoro a Riccardo Andretta, responsabile comunicazione delle Lupe Basket, ma del mondo fila per quanto riguarda la pallacanestro in generale. Parliamo un attimo della A2, seconda vittoria consecutiva contro Ponzano. Non era scontata questa ulteriore affermazione? Non era scontata, era importante, è stato un altro derby vittorioso dopo quello con Marghera della settimana scorsa. È stata una partita peraltro molto simile a quella che ha giocato il Fila ieri, perché anche qui partenza subito sprint con ottime percentuali, 30 punti nel primo quarto, 53 a metà gara, più 28 a metà partita, che onestamente ha reso il secondo tempo, non dico una formalità, però comunque sicuramente in discesa per le ragazze di Valentini. Stanno attraversando sicuramente un buon momento, lo hanno dimostrato una volta di più con Ponzano, sono risultati importanti che aiutano anche la crescita, non solo la classifica ma anche la crescita dell'autostima, della convinzione. Per una squadra così giovane sappiamo quanto è importante trovare nuove certezze settimana dopo settimana. Torno da Elena, a proposito di autostima, certezze, una delle tue migliori partite lo scorso anno, gara 3 dei quarti contro Broni, una rimonta pazzesca. Ci dai qualche ricordo di quella sfida che abbiamo vissuto comunque da distante, ma con il cuore in gola anche noi? Mamma mia, io ho i brividi ogni volta che riguardo il video degli ultimi 7-8 minuti. È stata un'emozione indescrivibile. Penso che dal campo si respirasse il fatto che non si sarebbe mollato mai quella partita là, cioè bisognava portarla a casa a qualsiasi costo, e alla fine gli abbracci sinceri, le lacrime di Larry, la condivisione di emozioni così forti, io è una cosa che mi porterò sempre dentro, sempre. E che ti auguriamo ovviamente di rivivere anche quest'anno, di farcele rivivere insomma assieme alle tue compagne in questa stagione che per il momento sta andando molto bene, 4 vittorie su 4, abbiamo già parlato insomma della sfida di Venezia. L'obiettivo di questa stagione è fare meglio della scorsa? Ci si può provare? Ci si può provare, sappiamo che è difficile perché non è stato facile appunto la stagione scorsa, però penso che nulla viene per caso, quindi il lavoro paga e continueremo a lavorare per provare a eguagliare, se non superare la stagione scorsa. Riccardo, brevissimamente gli appuntamenti del weekend in arrivo?
Hai detto del derby, chiaramente del Fila, anche in Serie 2 c'è un confronto importante perché sabato sera alle 8:30 al Palazzetto di San Martino di Lupari arriva Moncalieri, capolista imbattuta, corazzata della Serie 2, sicuramente la formazione numero 1 tra le candidate per la promozione in A1. Per le ragazze del Fanola non sarà sicuramente facile, però sappiamo che il carattere c'è, le vittorie aiutano la fiducia, per cui ci aspettiamo una bella partita. Perfetto Riccardo, grazie per essere stato con noi, grazie a Elena Fietta per essere stata qui, ti aspettiamo ovviamente anche nei prossimi appuntamenti e con le immagini della tua stagione ci salutiamo brevemente, poi torniamo per un classico, insomma, momento che caratterizza il nostro programma. Vediamo. Primo canestro in carriera in Serie 1 per Elena Fietta, ex Vicenza. Nelle mani di Fietta, arriva il taglio sotto canestro per tiro da 3 punti. Fuori per Fietta, tiro da 2 punti di Elena Fietta. Palla intanto per Fietta, arriva il blocco di Sandri Fietta, lo step back, poi deve prendere il tiro perché stanno scadendo i 24 secondi. Fietta che vuole impostare l'azione, si vede sotto canestro il mismatch con Bonasia di Diana Marshall, sta facendo un ottimo lavoro, intanto il tiro sbagliato sull'ottima difesa di Cose, altra palla bellissima di Fietta per Marshall, e 4 Vojta subito dall'altra parte col tiro da 3 punti lungo, Webb e finisce qui a San Martino di Lupari. Bravi Lupari 75, Brori 78, semifinale per la prima volta nella prosa. Scudetto, questa è una grande giornata per i colori gialloneri, una giornata storica.